Allora siamo con Alberto Aloisi, il tecnico del Follonica, è arrivata una sconfitta per 3-1, però insomma la partita è sempre stata abbastanza in equilibrio, Però insomma, almeno sul punteggio. le nostre partite sono tutte però insomma. Noi siamo sempre competitivi con tutti, in fase conclusiva non siamo, si parlava proprio ora negli spogliatoi con i ragazzi, noi creiamo molto, stasera abbiamo creato molto più del Prato, e in termini di occasioni di gol, in modo particolare nel primo tempo quando la partita diciamo, era organizzata, però purtroppo noi in fase conclusiva soffriamo molto. E niente, dobbiamo solo continuare a lavorare, siamo una squadra giovane, stiamo lavorando bene, io sono convinto che pian pianino le cose anche in fase conclusiva miglioreranno. È ovvio che se non segni, poi lo prendi, lo subisci, gol non fatto, gol subito, è una vecchia regola dello sport, a questo punto ti apri, cerchi, vai un po' in affanno e dai un po' più di occasione all'avversario. Io penso che stasera qualcosina di più meritavamo. Ecco, diceva appunto una squadra giovanissima, ecco, quali sono un po' gli obiettivi del Follonica in questa stagione? Ma guardi, gli obiettivi della nostra stagione sono quelli di crescere, sono quelli di far sì che a Follonica pian pianino si cominci a creare un nucleo di ragazzi che può aspirare ad arrivare alla massima squadra. Noi siamo la seconda squadra del Follonica, siamo dentro quella che è stata una rivoluzione avvenuta nell'ultimo anno e mezzo abbastanza potente che ha portato anche a qualche scossa. Stiamo ricostruendo un ambiente, stiamo ricostruendo qualcosa di molto positivo, non siamo molto fortunati in questo momento. Bocca al lupo per il futuro. Per il lupo, grazie.